Lunedì a Firenze, la 2 giorni del congresso della Lega, l'intervento del leader Salvini, candidato unico alla segreteria. Siamo una famiglia, dice, poi dialoga con Elon Musk. Zaia torna su Dazi e Vannacci. Dramma nella tarda mattinata di oggi, un parapendista tedesco di 86 anni ha perso la vita precipitando in un giardino a Romano Dezzelino poco dopo il decollo dalla stella alpina di Borso del Grappa. Un videomessaggio di ringraziamento al caponcello dal marito di Mara Venier, Nicola Carraro, curato dall'equipe di neuroradiologia spinale. L'83enne è tornato a camminare. Madre e figlia morte a 3 giorni di distanza, una storia di profondo amore, quella che arriva da Ponte della Priula. A raccontarla Andrea Camatta, figlio e fratello delle 2 donne. Da Trevignano l'appello di un pastore di appena 17 anni che rischia di dover chiudere la stalla e mandare al macello le 50 capre. E tutto questo per una questione burocratica. Dichiarato dalla Protezione Civile del Veneto lo stato di attenzione dalle 6 di domani mattina fino alle 18, previste forti raffiche di vento e un calo brusco delle temperature. Un giardino di tulipani come oasi di pace per chi sta affrontando l'ultima fase della vita per malattia o vecchiaia, l'idea di un vivaista e della moglie. Termina l'avventura in Europa per il Benetton Rugby che disputa per la prima volta gli ottavi di finale di Champions Cup contro i francesi del Castres. Domani dalle 9.30 in diretta su Antenna 3 il raduno del battaglione Alpini Gemona, collegamenti dal treno storico che partirà da Treviso e dalla caserma Goi Pantanali, dove nel tragico terremoto del 76 persero la vita dei giovani trevigiani. Bentrovati, buonasera telespettatrici, telespettatori di Antenna 3. La politica in primo piano per questa edizione trevigiana dei nostri telegiornali, perché oggi da Firenze è partito il congresso federale della Lega, un appuntamento molto atteso soprattutto dopo le tensioni che si sono accumulate in Veneto nei mesi scorsi. Ad aprire il congresso il leader Salvini che ha detto siamo una grande famiglia, presente anche Luca Zaia, che ai giornalisti ha fatto delle dichiarazioni molto importanti relative ai dazi e a Vannacci, ma anche al suo futuro politico in Lega. Proprio in Lega a prendere la parola è stato anche il segretario veneto Stefani, ma facciamo il punto. Questo non è un congresso di partito, la Lega non è un partito, la Lega è una comunità, è una famiglia, che è un'altra cosa rispetto ai partiti. Una famiglia, non un partito. Così Matteo Salvini dà la carica al popolo della Lega a Firenze per un congresso di 2 giorni dall'esito in parte già scritto, con i singoli territori che però vogliono pesarsi. Tocca ad Alberto Stefani rappresentare il Veneto, in particolare la sua mozione identitaria, autonomia, la parola d'ordine. Credo nel valore dell'identità, nella capacità di riconoscersi nel proprio territorio. Io mi sento leghista per questo, perché prima di tutto viene la mia comunità, viene il mio comune, la mia provincia, la mia regione, prima dello Stato. Questo significa essere leghisti. Riarmiamoci non di odio, non di violenza, non di armi da fuoco. Riarmiamoci con il coraggio, con la passione, con la determinazione. Riarmiamoci di entusiasmo. A Firenze la Lega cerca una sintesi dopo le tensioni accumulate nel corso dei mesi, soprattutto in Veneto, conciliare sovranismo e autonomia, questo sembra l'obiettivo. La prima istantanea è quella di Salvini che intervista Elon Musk. E la libertà di espressione è una di tante libertà che abbiamo e che dovremo avere come società civile. Ricordiamoci che le idee dovrebbero vincere sulla base delle argomentazioni a sostegno di queste idee. Dall'altra parte Luca Zaia che al momento della proclamazione nelle prossime ore sarà al Vinitali con i giornalisti. Il presidente del Veneto parla innanzitutto di dazi. L'Italia deve andare con l'Europa, dopodiché l'Italia può fare da pontiere visto e considerato il ruolo che ha avuto e diciamo il rapporto che ha con questo governo. Guardando al congresso Zaia risponde così a chi gli chiede perché non sia mai diventato segretario. Non mi sono mai candidato, no, non sono il Toto Cotugno della Lega. Quanto all'ipotesi Roberto Vannacci, vice di Salvini, Zaia continua a frenare, parlando anche, solo apparentemente en passant, del suo futuro politico. Perché questo accada bisogna che si tesseri innanzitutto, per cui al momento il problema non esiste, visto considerato che per essere vice segretari bisogna essere tesserati. Vi saluto ragazzi. E se si tessera in 5 secondi diventa vice segretario? Mi farò presentare chi è così bravo e veloce. Tu resteresti nella Lega con Vannacci? Io nasco in Lega e muoio in Lega, quindi non mi sposto da qui.
Luca Zaia, che è anche salito sul palco poco fa, lo possiamo vedere praticamente in diretta. Non so se dalla regia possiamo avviare il video in tempo reale. Facciamo parte di quelli che dicono cioè abbiamo concepito la Russia. La Russia non ha mai conosciuto la democrazia, mai. Ecco Luca Zaia che è tornato sul tema dell'autonomia. Possiamo ritornare in studio. Luca Zaia che ovviamente è tornato sui temi identitari, sui temi dell'autonomia, ma avremo modo di raccontarvelo nel corso delle prossime edizioni. Tutto ovviamente in evoluzione a Firenze, non soltanto a Firenze. Il popolo della Lega, di una certa Lega verrebbe da dire, si è ritrovato poi questa mattina nel corso di un convegno organizzato per ricordare la figura di Giuseppe Covre. È talmente un percorso ad ostacoli che forse alla fine della legislatura finiranno il percorso legislativo, ma poi per attuarlo è veramente una complicazione incredibile. Siccome il Presidente Zaia ama dire che a Roma si complicano gli affari semplici, gli direi attenzione, anche qui si sta facendo questo. Messaggio chiaro verso il congresso leghista di Firenze sull'autonomia del Veneto. A lanciarlo chi della riforma costituzionale ne ha fatto una battaglia politica personale, al punto da essere stata definita eretica dal partito che ha rappresentato in Parlamento. Eretica come Giuseppe Covre, imprenditore, sindaco di Oderzo, parlamentare ma soprattutto politico della Lega, che proprio per le sue idee alla fine lo ha emarginato. E il pensiero di Beppi Covre è stato ripercorso nell'incontro organizzato proprio da Simonetta Rubinato. Perché sono passati 5 anni, sembra ieri, ma sono passati 5 anni dalla scomparsa del caro Beppi Covre, un eretico a cui io mi sentivo vicina. Un giorno mi ha detto benvenuta nel club degli eretici quando sono stati i referendum sull'autonomia, e il suo libro, Io sono un Veneto, è bellissimo da rileggere oggi a 20 anni da quando l'ha scritto, da quando lui l'ha scritto, perché un po' ci racconta da quale Veneto veniamo e un po' ci dà anche una prospettiva sul futuro, ciò di cui avrebbe bisogno questo Veneto e anche l'Italia. A partire dai dazi richiamati 20 anni fa da Covre a difesa dei prodotti cinesi, oggi arma economica americana che, secondo chi li studia da tempo, avranno effetti tragici su chi li applica. Perché in realtà, come sapete, i dazi vengono messi da un paese quando le aziende non sono più competitive, quindi indica di una grande debolezza degli Stati Uniti in questo momento, del suo sistema imprenditoriale. Giusto il contrario del Veneto. Noi siamo forti perché abbiamo una classe imprenditoriale, un carattere dei veneti che è un carattere concreto. Si deve trovare la soluzione di ogni qualsiasi problema e noi siamo i più bravi a trovarla. Un modo di essere che l'imprenditore Covre ha trasmesso ai figli, aggiungendoci l'attenzione agli altri. Aiutare gli altri ma senza pubblicizzarlo, senza comunicarlo. Questa è la cosa più importante che ci ha insegnato, cioè tu fai, ti fai e tasi. Ma è nella politica che il pensiero di Covre continua ad essere di stretta attualità, come per la Lega, che riconferma segretario il candidato unico Salvini, un'elezione che l'eretico avrebbe bollato così. Questa è sempre stata la dimensione che è stata portata soprattutto dai lombardi, però questa dimensione quasi lenelista di un partito nel quale il capo ha sempre ragione, mentre noi veneti invece siamo più anarchici sotto questo punto di vista. È il capo che ha sempre ragione, ma qualche volta no. Dalla politica alla cronaca, dramma nella tarda mattinata di oggi, un parapendista è morto precipitando in un giardino poco distante la stella alpina di Borso, zona del decollo. Tragedia sui cieli del Grappa, dove un pilota tedesco di 86 anni, Jürgen Vogt, è precipitato nel giardino di un'abitazione lungo la strada che porta in Valle Santa Felicita a Romano Dezzelino, perdendo la vita. Un volo di centinaia di metri, l'uomo esperto di volo libero era decollato poco prima dalla stella alpina all'altezza del 13° tornante in comune di Borso del Grappa. Avrebbe però commesso un errore, risultato fatale, come ci racconta Silvia Alessi, pilota e volontaria dell'associazione Volo Libero Montegrappa. Il pilota è partito con l'imbrago non chiuso, non ha chiuso i moschettoni dell'imbrago. E questo cosa comporta? Questo comporta che il pilota sostanzialmente rimane appeso per le braccia. Nel momento in cui non riesce più a tenersi con le mani, scivola fuori dall'imbrago. Qualcuno ha provato ad avvertirlo? Allora, in decollo molti si sono accorti
di questa cosa, perché è stato subito evidente, quindi si sono messi ad urlare, hanno cercato di fermarlo sostanzialmente, però tenga conto che comunque hanno il casco, i piloti, può essere anche che non senta le persone attorno a lui, insomma, ecco. Sul posto il SUEM, anche con l'elicottero, che una volta constatato che per l'86enne non c'era più nulla da fare, è tornato alla base. I carabinieri, i vigili del fuoco che hanno recuperato la vela che Vogt aveva sganciato e che era rimasta incastrata a monte, mentre il pilota piombava davanti alla finestra della cucina di un'abitazione. Sotto shock la proprietaria. Diceva per fortuna che non c'erano i nipoti fuori. Sì, anche se non fosse successo, diciamo, male fisicamente, ma pensa che botta per due ragazzini di 12 anni a vedere una roba del genere. Infatti suo papà li ha mandati via subito, correte dentro, andate dentro. Ne vedete tutti i giorni tanti di parapendio? Tanti. Però insomma dai, una botta così, nessuno neanche non ti aspetti. Ancora Alessi spiega come questo genere di incidenti capiti maggiormente a chi ha una certa dimestichezza con la vela. Questo tipo di incidenti capitano purtroppo più spesso ai piloti esperti che non ai neofiti, purtroppo. A Treviso, in via Roma, ancora violenza tra giovani. Un apprezzamento di troppo ad una ragazza nei confronti della quale pare un giovane avesse pure cercato di allungare le mani. Un altro ragazzo che cerca di difenderla, scoppia così la lite che poi coinvolge anche un terzo giovane ed in pochi istanti dalle parole si è passati ai fatti con pugni e calci. Venerdì pomeriggio sono da poco passate le 5. L'alterco inizia in via Orioli, poi i litiganti si mettono le mani addosso e finiscono per picchiarsi in via Roma sul marciapiedi davanti alla tabaccheria tra decine di persone. I primi ad intervenire sono stati i militari di Strade Sicure. Poco dopo sono arrivate le forze dell'ordine a sedare gli animi ed identificare i ragazzi. Uno, che nella colluttazione ha riportato una ferita al volto, è stato medicato all'ospedale di Treviso. Sono sempre gli stessi, lamenta sconsolato un commerciante della zona, ma di solito questi fatti accadono il sabato pomeriggio, quando bande di giovani si appropriano della zona e basta un nulla perché scoppi la rissa. Una questione, quella della violenza giovanile a Treviso, sulla quale nei giorni scorsi si erano accesi riflettori nazionali dopo che il ministro della Giustizia Carlo Nordio, in audizione alla Commissione Segre al Senato, aveva denunciato un incremento della delinquenza minorile del 400%. Immigrazione irregolare. La polizia ha arrestato nei giorni scorsi 3 cittadini siriani in possesso di documenti falsi. Si tratta di 2 ventunenni e un 24enne che avevano tentato di imbarcarsi dall'Italia su un volo diretto in Belgio utilizzando documenti contraffatti. Giunti in Italia dalla Grecia, dopo essere riusciti a superare i controlli di frontiera ad Atene esibendo travel document e permessi di soggiorno falsi apparentemente rilasciati dalle autorità elleniche, avevano tentato di superare con gli stessi documenti anche i controlli all'aeroporto di Treviso, ma gli agenti della polizia di frontiera li hanno scoperti e arrestati. 3 hanno ammesso di voler raggiungere illecitamente il Belgio per scopi economici. Madre e figlia morte a distanza di 3 giorni, l'una dall'altra. È la storia di un legame profondo, quella che arriva da Ponte della Priula. Siamo in comune di Susegana. A raccontarla è Andrea Camatta, figlio e fratello delle 2 donne. Mia mamma è morta tra le mie braccia lunedì mattina alle 5:30 e la Manuela è morta in ospedale 3 giorni dopo, praticamente il giovedì. È un dolore sopra il dolore. Più di così non ho altre parole, ecco. Non si può andare avanti. Spero che qualcuno lassù guardi e se mi ha dato questa croce qua spero di portarla avanti bene. In meno di una settimana Andrea Camatta ha perso quello che aveva di più caro, la madre Anna Maria, 87 anni, e la sorella Manuela, 58, affetta da una gravissima forma di disabilità da quando aveva soltanto 3 mesi. Ora questa casa, Ponte della Priula, racconta di una duplice assenza, ma anche di una storia di sacrificio e abnegazione, di un legame profondissimo, quello tra mamma e figlia. Sì, riusciva a non proprio pronunciare correttamente la parola mamma, la masticava un po', però diceva mamma, quindi come una bambina piccolina. Vivevano talmente in simbiosi Anna Maria e Manuela che dopo 3 giorni dalla morte della madre la donna si è lasciata completamente andare. Il fratello Andrea è il primo testimone di quel rapporto speciale. Ho sentito completamente la mancanza della mamma.
E anche se sono io il fratello, però mi guardava, mi sorrideva un po', però guardava sempre il telefono se potevo chiamare la mamma, ma gli ho detto che purtroppo la mamma non poteva più tornare indietro dove era ed era lì con il papà. E adesso ho detto, tra di me sono lì insieme, stanno tutti e tre insieme e su questo un po' mi rallegra e mi rilassa un po'. Restano i ricordi di una vita come questa poltrona, ora vuota. Rappresenta il corso della vita della Manuela, perché mano a mano che cresceva veniva modificata in base alle sue esigenze. Nella cameretta di Manuela una foto su tutte, Vittorio Veneto, anno 1985. Papa Wojtyla ha messo la mano sopra Manuela, ha dato la sua benedizione per tutta la sua vita. Una vita dura ma piena di cura e amore. Era attaccata a noi. Quindi il vuoto che lascia è un vuoto È inimmaginabile. un vuoto immenso, è veramente un vuoto immenso. La Manuela e la mamma mi hanno lasciato un vuoto immenso. Però anche un insegnamento forse. Sì, un insegnamento grande di mia mamma che mi ha dato la forza di andare avanti. Bisogna farcela in tutto e per tutto, non si deve mollare. Quindi ragazzi, non si deve mollare, la vita è sacra. Un video messaggio di ringraziamento al Cafoncello dal marito di Mara Venier, Nicola Carraro, curato dall'equipe medica del reparto di neuroradiologia interventistica spinale di Treviso. L'83enne è tornato a camminare dopo 5 mesi in carrozzina. È stato 5 mesi e adesso, sorpresa, 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 mi alzo in piedi e cammino. Poi mi rigiro. Ne aveva parlato, seppur poco, attraverso i suoi canali social. Nicola Carraro, 83 anni, marito della veneziana Mara Venier, da tempo convive con gravi problemi alla schiena. Aveva raccontato fosse una combinazione tra ernia al disco e polmoni. Le visite, la fisioterapia, qualche miglioramento, ma le condizioni di Carraro venivano definite irrisolvibili. Poi la sorpresa arrivata con un ringraziamento all'equipe medica della neuroradiologia interventistica spinale del Cafoncello di Treviso. Io ho avuto la fortuna, un po' casuale, di imbattermi nel professor Altin Staffa, che sta a Treviso, in un ospedale meraviglioso, si chiama Cafoncello, e per una serie assolutamente stravagante di circostanze mi sono trovato da questo professore che ha inquadrato il mio problema e me l'ha risolto, almeno per ora, sono quasi certo, nel giro di 10 minuti. Dal Padovano, dove sta svolgendo la riabilitazione, il video ringraziamento alle eccellenze ospedaliere del sistema sanitario nazionale. Eccoci qua, allora siamo nella ridente Abano Terme e devo dire che è successa una cosa stranissima, perché sono stato 5 mesi così, senza potermi alzare, con dei dolori forti ogni volta che mi alzavo. Poi la vita è strana, perché noi sottovalutiamo le nostre eccellenze ospedaliere. Il plauso anche dal presidente della regione Zaia, che ha personalmente sentito Mara Venier. Cammino, quindi cosa è stato? Miracolo? No, non è stato un miracolo, sono state le eccellenze ospedaliere del nostro paese. Viva Treviso, molto bene, grazie. Un'altra storia a lieto fine ci porta a Bigolino di Valdobbiadene, dove un 42enne presidente della Proloco, consigliere comunale, è stato salvato da alcuni compagni di squadra. Era in corso una partita di calcio. Abbiamo visto che non riprendeva conoscenza, cominciava a strabuzzare gli occhi all'indietro, era diventato un po' pallido abbastanza e da lì non respirava, faceva fatica a respirare e mi è sembrato che non avesse più il battito. Era appena stato fischiato all'inizio del secondo tempo quando Alessandro Fantin, 42 anni, si è improvvisamente accasciato a terra. Presidente della Proloco e consigliere comunale, secondo portiere della squadra di Bigolino, impegnato quella sera nella partita contro il Ciano. Era in panchina al momento in cui è stato colto da un malore. L'aiuto dei compagni per portarlo verso lo spogliatoio, dove Fantin si è accasciato nuovamente a terra. Tempestivo l'intervento degli amici. Ho preso il defibrillatore e l'ho posizionato.
Oscar insieme a Marco hanno iniziato il massaggio cardiaco e da lì siamo partiti. E un altro ragazzo ancora era in videochiamata con il 118, che anche questo ci ha rassicurato molto. Guidati passo passo fino all'arrivo dei soccorsi, ambulanza ed elicottero, Fantina è stato portato poi all'ospedale di Castelfranco. È stato fondamentale per Alessandro essere un gruppo unito che ci ha aiutato a poter collaborare, a poter fare le azioni quasi in simbiosi, a dare la prima parte dei soccorsi che è stata fondamentale per la buona riuscita del lavoro dei medici che sono arrivati dopo. Ci è servito fare il corso. Finora non c'era mai successo, quindi uno pensa e dice cosa vuoi che serva, non lo useremo mai. Invece in questo caso possiamo proprio dire che è servito. Abbiamo parlato con il papà, ci ha detto che si è svegliato, che è cosciente. L'abbiamo aiutato, speriamo di aver fatto del bene e gli abbiamo salvato la vita, gli abbiamo fatto un grosso piacere e un grande amico. Speriamo con 3 cambi in futuro con una cena con Sandro, quando vedrai l'intervista tienti pronto. Trevignano, causa burocrazia, un giovane allevatore di appena 17 anni rischia di dover chiudere la propria stalla e mandare al macello 50 capre. Per questo lancio un appello alla politica: non fatemi chiudere, parole nette. Questa la storia di Denis De Bortoli. La mia passione sono state le capre, abbiamo sistemato la stalla, l'abbiamo arredata e ora siamo arrivati a 50 capi e stiamo per chiudere. Ha soltanto 17 anni Denis De Bortoli, ma già da 3 si occupa di un allevamento di capre nella stalla che era del nonno. Qui tra le campagne di Trevignano sono passati maiali, vacche e pure cavalli. Ora lo spettro della chiusura dopo che sono emersi problemi burocratici anche in ordine all'accatastamento dell'immobile. C'è stato un sopralluogo dai veterinari e sono stati controllati i capi e ci hanno chiamato in comune e in comune ci hanno detto che abbiamo 10 giorni per toglierli dallo stabile. E questo significa 2 cose: o venderli o mandarli al macello. Sì, è molto probabile che gli animali andranno al macello perché è difficile trovare da vendere un numero di 50 capi. Siamo molto legati tutti quanti agli animali, non ce la facciamo mandarli al macello. Questo è l'ultimo capretto nato che ha 3 giorni e dovrebbe avere un futuro qua dentro. L'appello è diretto soprattutto a Comune e ULSS, più in generale a tutte le istituzioni. Sto chiedendo alla politica di non farmi chiudere, di darmi una mano, anzi ad andare avanti. Sto chiedendo al sindaco se per favore ci può dare una mano. A guardare con orgoglio il figlio c'è il padre Franco, la sua è una considerazione amara. Il giorno d'oggi dobbiamo dare una mano ai figli, non che vadano in piazza a droga, bere, far casino. Un lavoro e una passione. Denis si occupa anche di un gregge di pecore, ora nel Veneziano, diretto in Val Visdende. Mi sveglio alle -1/4 alle 5 la mattina, sistemare le capre, dar da mangiare, pulire, buttare la paglia e poi andare al lavoro alle 7. Alle 7 perché ti occupi di un gregge di pecore, di 1000 pecore. Sì, un gregge di 1000 pecore. A dargli manforte anche il fratellino Dylan, 11 anni appena, ma anche lui con le idee chiare. Mi alzo presto e gli do sempre una mano. E questa stalla non va chiusa? Secondo me no. Il meteo ora con lo stato di attenzione dichiarato dalla Protezione Civile regionale. Le previsioni ARPAV indicano infatti che da domani mattina il Veneto sarà interessato da venti forti settentrionali in quota con raffiche di fön nelle valli e sulla pedemontana. I venti saranno tesi a tratti forti, in particolare lungo la costa e nella pianura limitrofa. È previsto inoltre un sensibile calo delle temperature. Alla luce di queste previsioni, il Centro Funzionale Decentrato della Protezione Civile della Regione del Veneto ha dichiarato lo stato di attenzione per vento forte dalle 6 alle 18. Siamo pronti a portarvi a Motta di Livenza, di parlarvi del Benetton Rugby e della lunga diretta degli alpini domani proprio su Antenna 3, ma lo faremo subito dopo la pubblicità, fra poco. Di nuovo in diretta per ritornare a parlare dei temi della sanità, vi portiamo all'Oras di Motta di Livenza.
Calcetto, ping pong e molte altre attività inclusive nel giardino dell'Oras per la giornata nazionale della persona con mielolesione. Incontro online in collegamento da Palazzo Chigi dell'unità spinale con il ministro della salute Orazio Schillaci e la ministra per le disabilità Alessandra Locatelli. Sul posto diverse associazioni, i ragazzi delle scuole professionali Lepido Rocco, familiari ed ex pazienti, tra cui Omar, che con il suo camper attrezzato porta avanti la bandiera della mielolesione viaggiando in Italia e Europa. Siamo stati insieme qua, abbiamo parlato, abbiamo raccontato più o meno le nostre storie, le nostre lesioni e abbiamo fatto provare ai ragazzi le carrozzine. L'obiettivo è quello di sensibilizzare l'opinione pubblica e i rappresentanti delle istituzioni sull'importanza delle unità spinali. Il messaggio che vogliamo passare oggi è appunto l'importanza che può avere la riabilitazione di questi pazienti, l'importanza che ha soprattutto nel riuscire a garantire a questi pazienti di tornare a svolgere un'attività integrata col contesto della società. Un giardino di tulipani come oasi di pace per chi sta affrontando l'ultima fase della vita per malattia o vecchiaia. L'idea di un vivaista e della moglie già responsabile di una casa di riposo di Treviso. Arriva un giorno una signora e mi dice: ritorno, vado a prendere un'amica. Era un'amica malata terminale di cancro, si sono sedute qui in giardino e alla fine mi hanno ringraziato perché mi ha detto: mi hai allungato la vita. Nasce da questa esperienza il Giardino dei Tulipani di Germano Dalben. Un pezzo del suo vivaio trasformato in un semplice percorso nella bellezza della natura. Siamo giusto in confine tra Zero Branco e Scorzè, in quel tratto di Bassa Trevigiana dove impera il radicchio di Treviso. Germano invece, sorretto anche dall'esperienza della moglie Gigliola, per molti anni tra gli anziani dell'Isera, nella casa di riposo città di Treviso, ha voluto pensare non ad alimentare il corpo, ma l'anima nei momenti più difficili, quando si arriva alla consapevolezza che l'avventura terrena sta per finire. Un'altra signora è andata a casa a prendere il papà, ultra novantenne, con la bombola dell'ossigeno, la copertina sulle ginocchia, e abbiamo fatto insieme un giro in questo giardino e insomma sono sorrisi difficili da dimenticare, emozioni forti. Semplice la struttura del giardino, dove per ogni lato ci sono ovunque delle panchine, dove sedersi e ammirare questo arcobaleno di tulipani. Un fiore che Germano non ha scelto a caso. Il tulipano arriva in piena fioritura dopo un lungo inverno, buio, pioggia, maltempo, e riempie il cuore di gioia, risveglia i sentimenti e ci fa stare bene, e quindi ho insistito su questa idea. Del primo nucleo, ora Germano e la moglie Gigliola hanno aggiunto un altro spazio con degli alberi che presto daranno frutti, stimolati dal numero crescente di visitatori che qui trovano una piccola oasi di pace. Sento nella gente che frequenta questo luogo un grande bisogno di questo luogo e quindi cerco sempre più di migliorare l'offerta e la qualità del luogo. Per questo Germano ha chiesto qualche suggerimento a chi della condivisione dei percorsi dell'anima ne ha fatto la propria missione. Così, tra i tulipani, Suor Rosalba Zugno e Don Adelino Bortoluzzi hanno dato qualche indicazione per questo piccolo santuario laico, dove la bellezza della natura cerca di dare conforto ai calvari delle anime. Il Cardinal Martini ha scritto: la bellezza salverà il mondo. Lo sport, il rugby, impresa sfiorata dal Benettoni in Champions Cup. I leoni biancoverdi escono sconfitti per 39-37 dagli ottavi di finale, disputati per la prima volta nella loro storia contro i francesi del Castres Olympique. Il sogno di accedere ai quarti è stato a lungo accarezzato dai trevigiani durante il match. Sempre in partita i biancoverdi hanno chiuso il primo tempo sotto di 2 lunghezze, 24-22, ma nella ripresa è toccato al Benetton andare in vantaggio addirittura per 27-37. La squadra di Bortolami a quel punto ha subito la rimonta dei padroni di casa, chiudendo sul 39-37. I quarti sfumano, ma i leoni tornano a Treviso con la consapevolezza di aver compiuto un percorso davvero straordinario.
Appuntamento da non perdere domani mattina con Antenna 3 dalle 9:30. Trasmetteremo in diretta il raduno della battaglione Gemona, collegamenti dal treno storico che partirà da Treviso e dalla storica caserma Goi Pantanali, dove tra i morti del tragico terremoto del 1976 persero la vita anche delle giovani penne nere trevigiane. Allora vi diciamo che siamo pronti per la fase finale del 11° raduno del battaglione Alpini Gemona, che si concluderà domani presso la caserma Goi Pantanali di Gemona. Gli alpini tornano in diretta su Antenna 3, in attesa della donata nazionale di Biella dal 9 all'11 maggio e la Triveneta di Conegliano di metà giugno. Domani mattina dalle 9:30 trasmetteremo il raduno del battaglione Gemona. Come lo scorso anno, una delle nostre telecamere salirà sul treno a vapore che partirà da Treviso, raccontando le emozioni della tradotta e i ricordi del primo viaggio di tanti giovani verso l'esperienza del servizio militare. In contemporanea un'altra troupe seguirà sempre in diretta i preparativi nella città friulana, dove all'arrivo del convoglio storico ci sarà il primo momento solenne in piazzale Bertagnoli. A seguire lo sfilamento verso la caserma Goi Pantanali per la cerimonia ufficiale, con uno scenario d'eccezione. L'associazione Cingoli e Ruote per conoscere la storia metterà a disposizione una serie di mezzi storici inediti che molti di voi non avranno mai visto, e sarà l'occasione di assaporare, toccare con mano quello che sono stati e la funzione che hanno avuto nelle varie vicende belliche. Poi il ricordo dei caduti, durante il quale verrà consegnata la riproduzione di 2 targhe dedicate a 2 valorosi ex ufficiali del Gemona, di cui uno dei fratelli d'Allarmi, di cui uno, Rinaldo, fu anche nostro comandante del battaglione e perse la vita nella tragica campagna di Russia. Il ricordo della campagna di Russia, ma anche dei giovani alpini dei gruppi Udine e del Conegliano. 30 alpini, prevalentemente trevigiani, che qui hanno lasciato la vita. Ricorderemo come caduti veramente con alte motivazioni militari, perché stavano compiendo il loro servizio alla patria in questa caserma. Grazie a tutti, vi aspettiamo. Ma domani è anche il giorno del 70° di fondazione del gruppo Alpini di Villorba, il gran finale, il clou a partire dalle 9, le celebrazioni stanno andando avanti dal 29 di marzo, quindi si parte alle 9 con il ritrovo presso Piazza Marcello Zago, poi la sfilata, lo sfilamento, l'alzabandiera, la benedizione, insomma una giornata anche questa da non perdere. Domani quindi gli Alpini di Villorba. E lunedì sarà l'81° anniversario del tragico bombardamento di Treviso, e Antenna 3 come ogni anno trasmetterà in diretta la cerimonia di Piazza dei Signori. Le commemorazioni inizieranno alle 10 con la messa in suffragio e la benedizione del saccello delle vittime da parte del vescovo Michele Tomasi in chiesa votiva. Alle 12:15 la prima cerimonia laica con la deposizione delle corone d'alloro ai piedi della scalinata dei 300. Poi dalle 12:45 il collegamento in diretta con Piazza dei Signori per i discorsi ufficiali e le letture da parte degli alunni delle scuole Coletti fino alle 13:07 puntuali, quando i rintocchi della campana della torre civica ricorderanno per 7 minuti la devastazione che provocò 1600 vittime, cambiando per sempre il volto della città. Voltiamo pagina, andiamo a Jesolo, dove è stata davvero una giornata speciale, ricca di emozioni. Splendida giornata di sole, il giusto vento, e la spiaggia di Jesolo si trasforma nella più bella palestra di aquiloni naturale per la 3 giorni di Jesolo Beach and Kite Festival, manifestazione internazionale la più grande d'Italia, con oltre 200 piloti da tutto il mondo. Quest'anno parliamo di 2 chilometri di arenile interessato nella zona centrale di Jesolo, 200 aquilonisti da tutto il mondo, da 15 paesi, campioni francesi, campioni neozelandesi, 1000 aquiloni, davvero 3 giorni fantastici, 100.000 persone oggi in città, ne attendiamo altrettante domani, lunghe code, davvero bellissimo, famiglie, colori, un'immagine di Jesolo che vogliamo dare e che vogliamo sia l'avvio della stagione. Il cielo di Jesolo si è colorato di bellissimi aquiloni, alcune vere e proprie creazioni artistiche, impegnate in spettacolari evoluzioni. Oggi abbiamo la fortuna anche di avere il vento che ci aiuta, e davvero penso che una cosa del genere difficilmente si sia vista a livello mondiale in altri festival, davvero in pochi altri festival, quindi siamo davvero fortunati oggi. Spettacolo assicurato nella spiaggia gremita di gente, ma anche nei diversi eventi collaterali dedicati ai grandi e ai bambini. Poi
abbiamo all'interno dell'arena centrale, dove ci sono le esibizioni degli aquiloni acrobatici, i campioni del mondo in carica di volo acrobatico in coppia e anche in singolo, oltre che poi ai campioni europei e nazionali. Penso veramente un livello qui nell'arena centrale che difficilmente si può vedere in Italia. E in più abbiamo sempre i nostri bellissimi laboratori di aquiloni con i bambini. Oggi sono andato a vedere e ne avevano fatti quasi 1000. E torna domani a Treviso la rassegna primaverile Borgo Cavour in fiore dalle 8 del mattino e fino alle 19. Oltre 120 espositori affolleranno Borgo Cavour, via Canova, via San Liberale con bancarelle a tema, piante, fiori, giardinaggio e sapori regionali. Lungo viale Dalviano, la fiera motori con auto e moto in mostra, spazio anche ai prodotti legati a turismo e campeggio con la presenza tra gli altri dell'associazione Camperisti. Sul bastione San Marco, Motor Club Tenni e Federmoto promuoveranno esposizioni e corsi per bambini. La manifestazione è promossa dall'Associazione Commercianti e Artigiani di Borgo Cavour e via Canova. Così dunque domani a Treviso. E noi adesso andiamo a Belluno. La cronaca in primo piano con l'incidente mortale che si è registrato a Longarone sulla regionale in direzione Ertocasso, che la vittima stava percorrendo per andare verso la diga del Vajont. 2 i motociclisti coinvolti che procedevano nella stessa direzione di marcia. Quello purtroppo deceduto a causa delle ferite riportate è un giovane uomo residente a Pertegada di Latisane in provincia di Udine, mentre l'altro 23 anni di Lignano è stato portato in ospedale a Belluno e non è in pericolo di vita. L'incidente è stato forse dovuto a un tentativo azzardato di sorpasso. Sul posto per i soccorsi sono intervenute 2 ambulanze e le di soccorso con falco, mentre i carabinieri hanno effettuato gli accertamenti necessari per stabilire la dinamica della tragedia. La sezione Caturandi della squadra mobile di Belluno ha arrestato un uomo classe 1984 originario della Repubblica Dominicana, dando esecuzione all'ordine di carcerazione emesso dal Tribunale di Belluno che lo ha condannato alla pena di 2 anni e 11 mesi di reclusione. Il cumulo di pene è giunto a seguito delle condanne riportate dall'uomo per aver commesso numerosi reati, in particolare maltrattamenti in famiglia, oltraggio e resistenza pubblico ufficiale a partire dal 2021. Successivamente è stato tradotto presso il carcere di Baldenic. Sempre la squadra volante della questura di Belluno ha proceduto all'identificazione di 2 soggetti, uno dei quali appena 18enne, alla vista degli operatori ha assunto un atteggiamento nervoso che ha indotto i poliziotti ad effettuare un controllo durante il quale sono stati trovati 11 grammi di hashish. Estendendo la perquisizione all'abitazione sono stati ritrovati altri 48 grammi di hashish, 500 euro in banconote di vario taglio, bilancini di precisione, materiale per la conservazione e la coltivazione di sostanza stupefacente. Il 18enne è stato deferito all'autorità giudiziaria per detenzione ai fini di spaccio di droga. Questa dunque la cronaca dal bellunese, ma c'è anche l'attualità, le Olimpiadi, il punto sulle infrastrutture. Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026. Certamente il simbolo è e sarà la pista da bob inaugurata alla presenza di Matteo Salvini e Luca Zaia, ma non va dimenticato che a Cortina non si arriva né in autostrada né in treno e che non c'è neppure il modo di arrivarci via cielo. Fondamentale allora che si completino le varianti sulla strada statale 51 di Alemagna, per le quali si sta lavorando in 3 comuni, tra cui quello di Pieve di Cadore. La variante di TAI insieme a quella di Valle, quella di San Vito, non è in realtà un'opera olimpica, è un'opera che era stata prevista per i mondiali di sci del 2021, forse in maniera un po' avventata, nel senso che era chiaro fin da subito che non sarebbero potute essere pronte per quell'appuntamento sportivo, però ecco il succo è che sono varianti di cui si parla dagli anni 70, molto volute dalla popolazione, che addirittura desiderava una soluzione più radicale, se vogliamo, si parlava anche di macchietto venasse, eccetera. Le maestranze stanno lavorando in maniera encomiabile, i progressi passando si vedono. Poi ci sarà da gestire il dopo, quello di TAI.
alle cui attività verranno a mancare i turisti portati dal traffico di attraversamento. Noi stiamo lavorando come comune, come amministrazione, proprio per fare il contrario, cioè noi stiamo investendo tempo, energia ma anche risorse, investiremo sul riqualificare TAI in termini urbanistici e di architettura. Stiamo lavorando e ripensando il piazzale di TAI, stiamo pensando alla ciclabile, che sicuramente dovrà, una volta terminata la variante, entrare in paese il più possibile. Ecco. Quindi stiamo cercando di adottare tutta una serie di accortezze che vanno a ripopolare, diciamo così, TAI di un turismo sostenibile, come potrebbe essere appunto quello ciclistico. Industria del legno, ristorazione e commercio nelle aree interne del Comelico e dell'Agordino saranno sostenute dalla Regione del Veneto con un contributo di 1.400.000 euro. L'obiettivo è un miglioramento dell'offerta turistica di queste aree oltre che alla qualità della vita della popolazione residente. Lo stanziamento arriva dal Fondo per lo sviluppo di coesione. Per l'industria del legno Agordino andranno 200.000 euro, 450.000 per quella del Comelico, altrettanti sempre in Comelico per commercio e ristorazione, mentre per questi due comparti nell'Agordino sono destinati 300.000 euro. Per l'industria del legno è previsto un contributo a fondo perduto pari al 50%, mentre per commercio e ristorazione il contributo è pari all'80%. Per presentare la domanda di sostegno c'è tempo dal 16 aprile al 29 maggio. Vi raccontiamo adesso di un luogo simbolo per la cultura e la formazione bellunese, il Liceo Lollino. Nuova vita per il Liceo Lollino. Dopo anni difficilissimi, la diocesi di Belluno-Feltre ha annunciato infatti la prosecuzione dell'attività del liceo grazie all'intervento della rete di scuole per crescere. Dopo diversi anni così di preoccupazioni, diciamo che la cosa decisiva credo sia stata proprio la decisione che la diocesi ha dovuto prendere di cessazione, e questo ha creato, o meglio ha reso ancora più forte l'impegno che da anni la scuola, i presidi, i docenti, gli amici del Lollino avevano profuso. L'intera comunità bellunese ha sempre dimostrato la sua vicinanza al destino del Lollino, cui ora Scuole per Crescere apre un nuovo orizzonte nel segno della continuità con l'attività didattica che proseguirà negli spazi del seminario cui era affidata la cura del liceo. Grazie a Dio siamo arrivati davvero alla fine in maniera positiva, cedendo a questa fondazione, tra l'altro San Giovanni Paolo II, che mi fa molto contento perché con questo Papa ho avuto un bellissimo rapporto per tanti anni. Ecco, dando a questa fondazione la scuola può riprendere. Grande soddisfazione quindi per l'Associazione Amici del Lollino, per gli insegnanti, per i ragazzi e non ultime le famiglie che hanno continuato a credere in un futuro nonostante le crescenti incertezze ora finalmente dipanate. Ci si è davvero battuti affinché, ed è una delle condizioni date anche alla fondazione, che rimanga il liceo classico scientifico Alvise Lollino, che richiama poi una grande storia sia del seminario che proprio della scuola stessa, quindi un bene che è stato nel passato e che speriamo sia anche nel futuro per tutta la città. Non ho altri aggiornamenti né dalla provincia di Belluno né dalla Marca Trevigiana. Vi auguro una buona serata, un buon sabato o sera. Subito dopo la sigla c'è il meteo.